Patto di stabilità dovrebbe costringerci a essere più virtuosi. In realtà assistiamo a un paradosso drammatico, soprattutto per i comuni del Veneto, che sono comuni virtuosi. Siamo penalizzati dal patto di stabilità perché i nostri bilanci sono ingessati. Non possiamo restituire in investimenti per la comunità le risorse che i cittadini pagano in imposte. Le conseguenze pratiche sono sostanzialmente: la prima, il blocco degli investimenti, drasticamente diminuiti, non facciamo più opere pubbliche perché ci viene impedito poi di pagarle negli anni successivi. Siamo costretti a mandare gli imprenditori in banca ad aprire fidi perché il patto ci impedisce, con le risorse che abbiamo in cassa, di pagare le opere pubbliche già commissionate e già eseguite. Facciamo avanzi di amministrazione che non sono risparmi per i cittadini, sono soldi che hanno versato, che non si vedono restituiti né come cittadini con i servizi né come imprenditori con forniture e opere pubbliche. In questo periodo noi stiamo soffrendo con un calo del fatturato che è all'incirca anche il mio personale del 50% rispetto al 2008. Devo dire che la Regione stessa gli ultimi 2 anni non ha finanziato le manutenzioni lungo i fiumi. Quindi questo cosa comporta? Un aumento notevole del rischio per le opere esistenti e a noi può causare la morte di tante imprese che hanno una professionalità eccezionale, che conoscono il territorio benissimo, che sono attrezzate, che hanno il personale idoneo, istruito per intervenire in qualunque momento, specialmente se dovesse succedere una calamità naturale nella quale noi siamo in grado di intervenire praticamente immediatamente. Il progetto è l'anello iniziale e il punto fondamentale di tutta l'industria delle costruzioni, sia nel settore privato che nel settore pubblico. Per quanto riguarda il settore pubblico, registriamo in Veneto un trend recessivo che dura ormai dallo scorso anno, in cui si è perso il 50% del fatturato nel settore dei servizi dell'ingegneria e dell'architettura. Si è quindi ristretto il mercato della progettazione per quanto riguarda gli enti pubblici e nel contempo registriamo un aumento di quelli che sono i ribassi con cui vengono aggiudicate le gare di progettazione. Questo pone un problema legato anche alla qualità della progettazione e conseguentemente a quella che dovrebbe essere la base di una funzione pubblica, cioè la certezza dei costi di un'opera pubblica e la certezza anche dei tempi di realizzazione. Per questo è necessario anche approfondire migliorare il sistema di validazione dei progetti, perché è evidente che un progetto che viene aggiudicato con l'80% di ribasso difficilmente potrà superare un processo di validazione serio. Sono un macedone, 23 anni, lavoro sul settore edile da 6 anni. Il lavoro edile diminuisce in anno e ho degli amici che hanno sempre avuto dei problemi, hanno lavorato un mese, 2, dopo sono stati sempre fermi, essendo anche da mantenere la famiglia non è semplice per gli stranieri. Abbiamo dei grossi problemi in questo periodo, problemi di mercato, problemi di tanti generi. Uno fra questi, e molto importante, è il problema dell'IVA sull'edilizia. Dobbiamo vendere entro i 4 anni, dobbiamo non affittare, dobbiamo non permutare, siamo già penalizzati dal mercato, essere anche penalizzati fiscalmente non mi sembra giusto e non mi sembra logico. Lo Stato ci ha dato degli incentivi in questo momento, allora devo fare un preliminare dopo del 6 aprile e devo stipulare entro il 31 dicembre per poter usufruire di questo piccolo contributo. Ditemi voi come facciamo noi, abbiamo il cliente pronto là domani mattina per noi. Questo non ci aiuta. Io credo che i motivi grandi di criticità del nostro settore siano collegati a 2 grandi fattori: all'accesso al credito e alla certezza nel rilascio di permessi autorizzativi. L'accesso al credito deve essere agevolato per creare le condizioni perché gli imprenditori possano investire. Le autorizzazioni, i rilasci, i permessi, le pastoie burocratiche devono dare delle certezze nei tempi in cui si eseguono, perché questo agevola l'attrazione di capitali esterni rispetto all'attività che noi stiamo promuovendo.
Dobbiamo inventare nuovi modi di abitare la casa e la città che si oppongano in maniera molto seria a un'occupazione generica e dissennata del territorio che il Veneto ha subito negli ultimi 30 anni. E il paesaggio è la grande risorsa con la quale tutti noi possiamo e dobbiamo impegnarci a lavorare. Dobbiamo progettare spazi dove l'individuo si senta parte di una comunità, si senta sicuro, possa trovare servizi e spazi collettivi per abitare e non solo risiedere. Oggi la pubblica amministrazione misura la capacità di trasformazione e di costruzione di un'impresa secondo il requisito del prezzo, quindi agevolando il massimo ribasso. Noi vogliamo che ci sia un requisito che sia basato sulla prestazione. Vogliamo lanciare la sfida sulla capacità nostra di costruire e eventualmente anche progettare o seguire la progettazione sui requisiti di prestazione che le opere che noi realizziamo siano in grado di soddisfare le esigenze dei nostri fruitori. Vogliamo entrare nel merito della progettualità per gestire i manufatti che realizziamo non tanto per la costruzione in se stessa ma anche per la manutenzione, allargare il nostro campo di veduta, pensare a chi occuperà gli spazi. Questa è la sfida e su questo, solo su questo, la pubblica amministrazione ci può dare una mano. La pubblica amministrazione deve pretendere maggiore qualità dalle progettazioni, per far questo è necessario che venga implementato il sistema di validazione attualmente in atto e quindi che venga approvato quanto prima il nuovo regolamento del codice dei contratti che attendiamo dal 2006. Io ribadisco che il territorio lo conosciamo benissimo. Noi ne siamo innamorati e vorremmo poter continuare a conservarlo. Piano casa, una buona legge, ma purtroppo cascata in un momento completamente sbagliato. È come se io dovessi pedalare con il freno a mano tirato. In questo momento il mercato ha bisogno di ben altri incentivi. Norme certe. Non possiamo avere una normativa e poi avere 8 circolari che spiegano la norma. Abbiamo bisogno di norme certe, di tempi veloci. È assolutamente necessario abbreviare i tempi di qualsiasi pratica. E snellire un attimo le procedure, questo è assolutamente indispensabile. Questo è quello che noi a gran voce vi chiediamo. Il patto di stabilità va cambiato, lo dice la Corte dei Conti e non solo noi amministratori. Come? Beh, innanzitutto è un patto. Allora, come già oggi accade per le regioni a statuto speciale, è giusto che anche il Veneto e le regioni a statuto ordinario possano concertare con il Ministro del Tesoro qual è l'obiettivo che devono portare a casa in termini di risanamento della finanza pubblica. Quindi concertazione con le autonomie locali. In secondo luogo, il patto va modulato su cadenza triennale per consentire agli enti locali di programmare. Infine, deve consentire ai comuni che non hanno mai sprecato, che hanno una buona spesa corrente contenuta e quindi possono indebitarsi per fare opere pubbliche, deve consentire a questi comuni di poterlo fare, di fare investimenti, colpendo invece al contrario i comuni che hanno amministratori spreconi, possibilmente anche stabilendo che gli amministratori spreconi vanno mandati a casa. Le cose da fare sarebbero molte, ma ne indico solo 2. Si stima che nelle casse dei nostri comuni ci siano 44 miliardi di euro di residui passivi da pagare alle imprese. Concordiamo con l'Unione Europea un accordo dei tempi per far sì che queste risorse possano essere liberate, messe nel circuito delle imprese, pagati i crediti che esse hanno nei confronti della pubblica amministrazione. La seconda cosa invece è fare, come sull'esempio della Francia, un fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti per un ecoprestito, ovvero sia un fondo al quale possono attingere le famiglie per ristrutturare e riqualificare sul piano energetico la loro abitazione, la prima casa. Questo consentirà di liberare molte risorse di investimenti privati che potranno dare motore alle nostre imprese e nello stesso tempo riqualificare il nostro vetusto patrimonio edilizio e consentire poi alle nostre famiglie in futuro di risparmiare sulle bollette.